sentidos arcanos, proa a ti, proa a ti. Questo amore è più forte de su tempus, produsti solo encanto e Maria, e su entus sonos, samento e saída, solo que dur que poesia, anima mia. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Trey, feet. Heavenly Father, could you please send me something to wish on? Or at least tell these demons on my back to just get gone. I know that I'm the shit, but I'm still getting pissed on. I'm talking, but nobody's understanding me, Miss Swan. Looking like a man, but I feel like a boy. Try to do what I can, but I'm feeling destroyed. I just wanna raise the roof and leave the ceiling destroyed. But every time I spit the truth, there's nothing filling the void. So I look to the light of the stars, like Lord, could you please show me that you ain't far? I'm a nice guy, I hope I don't finish last. No, fuck that, I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay focused like the camera lenses, and I stay humble, never act pretentious. Cause if I had a wish. Bella vittoria in apertura di convegno di Racemifera nella reclamare per puro sangue anziani sui 1800 metri. La porta a colori della scuderia campidanese Tocco Pinna con in sella il gentleman continentale Marcello Giordani ha corso in prima linea mettendosi a tiro del battistrada Harbour Point. In retta finale Racemifera filava via dagli avversari tenendo a bada una disordinata Harbour Point e una sacrificata Low Lords. Quarto posto per Pulsing Earth. Racemifera, 8 anni da Mason, ottiene la 16ª vittoria in carriera, la prima in Sardegna per i suoi nuovi proprietari. Harbour Point con Racemifera in gaggia lotta e Racemifera che la risolve su Harbour Point ed il numero 2 Low Lords si attende l'ordine. Marcello Giordani, ben ritrovato. Racemifera, un cavallo che era sempre lì che insisteva, oggi bene, forse si è trovato bene anche sul terreno. Sì, molto sul terreno bene, viaggiava bene, stava sempre lì, ci mancava sempre qualcosina, forse oggi il terreno morbido l'ha aiutato tanto. Senti, nel finale ha tardato anche lui a spuntare, eravate tutti su una linea fino sì. al 200 finale, poi invece ha trovato la zampata vincente. Sì, c'è stato un attimino appena usciti dalla curva, un po' di caciara, diciamo, di casino, però dopo è venuta via pulita e bene fino in fondo. Complimenti Marcello. Grazie. Mattia Tocco per Racemifera trova il primo successo anche a Chirivani dopo il successo che si è adatta a tutto. Ti aspettavi oggi questo risultato? Sì, sinceramente lo aspettavo anche 2 settimane fa, però ci è andata male un po' la tattica di corsa. E ho capito quando le corse che bisognava correre diversamente, questa volta abbiamo provato e sono molto contento. Sono contento anche che l'ha montata Marcello, dopo il successo che ha avuto con Ilasi a Tagliacozzo, gli ho ridato fiducia a Chirivani e ha risposto presente. Senti, può essere un caso che ha vinto comunque su un terreno morbido, allentato? No, lei in passato ci correva su terreni morbidi e andava bene, e anche sul duro ha sempre corso bene. Una cavalla da capire come montare più che altro, perché l'altra volta era lontana varie lunghezze e ha fatto un recupero addirittura non indifferente. Lì mi ha dimostrato che la cavalla c'era, ne ero fiducioso su questa corsa. Bene, dai, prima vittoria stagionale anche qua in Sardegna per la scuderia Pinna Tocco, insomma si prosegue così, in bocca al lupo per il futuro. Speriamo, grazie. Like Lord, could you please show me that you ain't far? I'm a nice guy, I hope I don't finish last. No, fuck that, I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay focused like the camera lenses, and I stay humble, never act pretentious. Cause if I had a wish that the heavens sent me, it would be simply that you don't forget me. I look up to the sky and now the world
Netta e indiscutibile la vittoria di Amour nella condizionata per arabi anziani sui 1600 metri. L'allievo di Max Narduzzi con in sella Federico Bossa, nonostante il 13 distaccato è sfilato in breve al comando per imporre il proprio ritmo alla corsa, portando a spasso il drappello. Addirittura d'arrivo il Sauro della scuderia Claudia ha proposto le battute migliori, battendo nell'ordine Rebalton d'Epinay, Bella Gioia e Chilavert. Amour, 6 anni da Filindeu e Tadasuni, centra la 12ª affermazione in carriera, la prima di questo 2022. Amour su Chilavert, Amour Chilavert, mentre dall'esterno progredisce il numero 11 Rebalton d'Epinay, che finisce in seconda posizione dietro al vincitore Amour. Federico Bossa, ritorni vittorioso a Chilivani, lo fai con Amour, diciamo che era tutto come da programma. Direi proprio di sì, ha fatto giusto un lavoro. Senti, l'unica incognita forse è il 13 di gabbia, invece subito in testa già dopo 400 metri da lì è gestita, allungato. Sì, infatti, piano piano sono sfilato, ho fatto sentire un po' di qualità e meglio di questi cavalli, dai. Sì, l'ha dimostrato, complimenti. Grazie. Nazarena Tirocca, la levatrice di Amour, insomma, non sbaglia un colpo qua a Chilivani. Dai, è sempre un'emozione quando vince, quindi sono contenta. Oggi era atteso, era favorito, insomma il suo storico parlava chiaro, però non è mai semplice, 13 di gabbia, invece ha dimostrato ancora una volta di essere Amour. Senti, domanda per gli appassionati, abbiamo fratelli da presentare nei prossimi anni o quest'anno di Amour? No, purtroppo no, fratelli no. Niente. Abbiamo dei nipoti di Amour, ma fratelli pieni no. Ho capito. Complimenti Nazarena, sempre in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Me here would be simply that you don't forget. I look up to the sky, and now the world is mine. I've known it all my life. I made it. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt. I made it. Don di Agenta si guadagna un meritato primo piano nella maiden riservata ai purosangue arabo disputatasi sui 1600 metri. Con Sandro Gessa in cabina di regia, il grigio di Antonio Efisio Pinna ha seguito le mosse dell'atteso Donori, che a sua volta prendeva la schiena del battistrada da Domani Cambio Vita. Nella piegata conclusiva Donori passa in vantaggio, alle sue spalle muoveva deciso ai 300 finali Don di Agenta, pigiando sull'acceleratore e staccando facilmente nel tratto ultimo il rivale. DNA di Gallura emergeva per la terza moneta su Dea di Gallura. Don de Agenta da Divamer regala il primo successo alla fattrice Palmadula Baizu Albara per l'allevamento del signor Giovanni Battista Pinturi. 50 conclusivi Don de Agenta, ed è Don di Agenta che viene a vincere facile su Donori, il numero 8 DNA di Gallura a precedere il numero 4 Dea di Gallura. Sandro Gessa, un'altra vittoria con la scuderia Pinna, questa volta la firma di Don D'Agenta, seconda al debutto l'avevi battuto tu con Dubai Nuresi, oggi però il cavallo è sembrato più sincero, insomma gli ha fatto bene il debutto e è venuto avanti. Sì, sicuramente il debutto l'ha portato avanti perché lui è un po' timoroso, l'altra volta l'ha scartato, però aveva corso dignitosamente. Oggi avevo paura dei Donori, infatti ho seguito le sue orme e in fondo ha risolto lui facilmente. Sì, infatti ti sei mantenuto a tiro, poi l'attaccato è passato bene anche addirittura. Sì, bene, molto bene. Complimenti Sandro. Grazie. Da 3 generazioni la famiglia Dettori è specializzata nella lavorazione del ferro. L'azienda Mario Dettori è rinomata per la costruzione di capannoni, cancelli e mangiatoie per allevamenti ovini e bovini. L'azienda Mario Dettori ti propone la sua vasta gamma di produzioni per poter soddisfare tutte le tue esigenze. Per informazioni, telefona al numero in sovraimpressione e richiedi il tuo preventivo.
Tra le prove più attese del pomeriggio c'era il premio Purina, condizionata riservata ai fondi inglesi di 3 anni sui 1600 metri, vinta dal superlativo De Zaramonte. L'allievo di Francesco Brocca questa volta ha sgabbiato più deciso e per linee interne si faceva trainare dal ritmo di corsa imposto dal battistrada Dark Mary. Decisione saggia del suo interprete Mattia Manca che gli ha permesso di non perdere metri sugli agguerriti Dama d'Urbecco e Dimoniu, in aperto dibattito a 300 dal palo, ma venivano infilati dalla progressione terrificante di De Zaramonte, che riusciva all'ultimo tuffo a portarla a casa. Quarto posto per Dominedda. De Zaramonte, mezzo sangue derivato da Reggaeton in Pontadur e Eveli, ottiene la seconda vittoria consecutiva e della carriera in altrettante uscite. Zaramonte che prova a trovare l'azione all'interno, De Zaramonte che piazza uno spunto micidiale per venire a bissare la doppietta precedendo il numero 3 Dama d'Urbecco e al terzo posto il numero 10 Dimoniu. Quindi i 3 favoriti non hanno deluso le aspettative. Mattia Manca, bissi il successo del debutto in una condizionata che lancia verso l'internazionale, direi soddisfatti. Sì, soddisfattissimi, credo che ora ne abbiamo la prova che cavolo, ho incontrato altri cavalli, ho incontrato dei cavalli che hanno vinto, quindi abbiamo visto qualcosa in più e possiamo andare all'internazionale almeno con una sicurezza in più, diciamo. Con più chance. Sì. Senti, è sembrato che quando ha trovato la corda lui abbia trovato fiducia e proprio lì ha cambiato passo come l'altro giorno che era all'esterno. Sì, è un cavallo che un pochettino ha bisogno di camminare. Ora venendo un po' da dietro ho cercato di non sprecarlo, di non fare fuorigiri, quindi ho dovuto subire un po' i cavalli davanti, però mi è venuta bene lo stesso, dai, che ha bisogno un po' di più di ritmo. Sì. Complimenti, sicuramente anche qualche metro in più. Complimenti Mattia e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Piero Del Nanni, prima che ci bagni, la pioggia, un'altra soddisfazione con De Zaramonte, questa lancia un po' i cavalli verso l'internazionale, lui ci arriverà da imbattuto molto probabilmente, bene, soddisfatti. Sì, contento, molto contento, anche perché la distanza non è proprio la sua, infatti puoi correre una distanza 1800, 2000, vediamo un po'. Ve l'aspettavate così in progresso dal debutto? Visto che comunque affrontava tutti i cavalli che fino ad oggi sono espressi alla meglio. No, aspettavamo con fiducia e basta. Poi tutto quello che viene. Bene, così si conferma la linea, si conferma lui, si conferma l'allevamento, quindi complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. I made a wish on one, now I am one. You can't block my shots, and one. Not a stuck-up girls think I'm handsome, and my pops is proud. Damn son, I went from just pretend to the Jeffersons. I've been moving on up and it just began. No one helped me then, it was just my pen. I'm here to claim my crown, I'm the freshest prince. See, I had your attention, now I got your respect. Always did my own thing, I don't got no regrets. Scuderia Cotus sugli scudi, nella debuttante riservata ai maschi puro sangue di 2 anni sui 1000 metri. Il trainer Ololaese ha impostato la corsa mandando in avanti il Super Destiny, portacolori della scuderia Ortu, che con in sella Antonello Fadda ha condotto da un capo all'altro, nonostante ancora un po' verde nell'azione e nell'affrontare la piegata. Ma l'esperienza del jockey sassarese ha fatto in modo che tutto andasse liscio, per poi allungare facile verso la meta, tenendo a bada nel tratto ultimo il compagno di box Guresi, risalito bene per la miglior piazza, lasciando al terzo un buon Delediano. Quarto posto per Zeniosu. Super Destiny da El Kabeir per Exindexel è uno dei tanti puledri importati lo scorso autunno dall'Irlanda. Di Guresi che sceglie percorso esterno con all'interno Delediano ai 100 conclusivi. Guresi che prova ad attaccare il compagno d'allenamento Super Destiny che si difende fin sul palo, quindi Super Destiny, Guresi, Delediano e Zeniosu. Bel cavallo. Bel cavallino. Bel cap, sì. Antonello Fadda, prima vittoria stagionale, riparte da Super Destiny il tuo cammino verso le 1500 vittorie. Era ora, dai. Ci hai messo un po' quest'anno, non è da te. Un paio di pali li ho presi, qualche palo. Però bene, dai, può andare molto meglio, mi ha creato un po' qualche difficoltà nella curva,
Ho rallentato quando l'avrei dovuto lasciare scorrere un pochettino, però migliora, c'è solo a migliorare tanto. Ti abbiamo visto sempre tranquillo in controllo. Sì, perché lo sentivo sotto che ne aveva tanto. Mi ha fatto un po' preoccupare la curva, però non ho avuto nessun problema. Sì, si è visto che comunque l'hai gestito di esperienza e poi ha vinto anche comodo. Complimenti Lello per questa tua prima vittoria stagionale, in bocca al lupo per il Mi arrivo a 1500, siamo più vicino adesso. Ok, certo. Massimo Marcialis per il primo e il secondo di Super Destiny e Guresi, diciamo un debutto coi fiocchi. Coi fiocchi, dai, siamo contenti, abbiamo fatto un bel lavoro e i cavalli, non so cavalli a 1000, però cavalli che hanno tanto lavoro e li abbiamo preparati, non sono al 100%, comunque siamo soddisfatti. Sì, diciamo che quest'anno comunque siete ben forniti, questi due sono stati comprati al Goffs, quindi tra la selezione questi magari erano più pronti al debutto. Faccio questa domanda. I maschi più pronti, abbiamo altri maschi, però i più pronti erano questi due, abbiamo messo questi. Poi la settimana prossima metteremo qualche femminuccio, che vanno anche bene loro. Vediamo. Senti, rivince un figlio del Kabir come Saffi Lonzana, cosa dici su questo? Vabbè, mi sembra strano perché a 1000 metri i figli del Kabir sono un po'... Sì. Come Sabi Lonzana, ha corso sempre a 1000, 1200, poi come ha allungato la distanza... Però ha fatto una bella impressione questo Super Destiny, anche Guresi. Sì, no, mi ha impressionato più Guresi. Ha perso un po' qualche metro. Ha perso un po' la sgabbiata, però in fondo galoppava un po' più degli altri. Sì. Bel cavallo. Complimenti Massimo a te, al Team Kotu, per questa vittoria e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now. I look up to the sky. In chiusura di giornata a far festa sotto la pioggia è stato Angel De Nurra, vittorioso nella condizionata riservata ai purosangue di 4 anni ed oltre sui 1200 metri. Da mesi, in grande ordine, l'allievo di Antonio Kotu non si è risparmiato, mettendosi subito in evidenza ai lati del frontrunner Gribu dell'Algher, con Arbok dell'Algher a seguire in terza posizione. Il portacolori della scuderia De Melas, montato da Marcellian Colmarcai, il quale è stato bravo a sistemarsi in una posizione da sparo, è passato ai 300 finali ed è riuscito a ribattere colpo su colpo agli attacchi di Arbok dell'Algher. Terzo posto per Fischer Jock a precedere Gribu dell'Algher. Angel De Nurra, 4 anni da Swice Spirit, fratellastro della plurivincitrice Onnessa De Nurra, ottiene la terza vittoria in carriera, la seconda di questo 2022. La minaccia dei due della San Giuliano con Arbok che attacca all'esterno, Angel De Nurra ancora al comando, Angel De Nurra e Arbok, Angel De Nurra che si difende dagli attacchi di Arbok dell'Algher, mentre al terzo posto emerge una buona Fischer Jock a precedere Gribu dell'Algher che chiude al quarto. Il volo, prima che ci bagniamo. Marcellian Colmarcai ci ha preso gusto qua in Sardegna. Angel De Nurra era controfavorito ma era atteso anche perché a Roma aveva corso bene e oggi ha risposto bene. Sì, aveva corso molto bene a Roma, infatti mi stava dicendo l'allenatore, ho fatto gli ordini che mi ha dato, il cavallo è andato molto bene. Senti, hai battuto un cavallo come Arbok, ti ha reagito bene anche sull'attacco del rivale? Sì, mi ha reagito tutta la strada molto bene, c'era ancora qualcosa da spegnere. Perché lui fa qualche metro in più. Sì. Complimenti. Grazie. Massimo Marcialis di nuovo per il doppio di giornata del Team Kotu. Angel De Nurra aveva corso bene a Roma, aveva anche vinto in precedenza, oggi forse un furlong in meno era l'unico dubbio, però terreno e categoria era alla portata. Sì, noi temevamo Arbok, vabbè, che l'ultima l'ha vinta bene anche a reclamare, però alla fine erano gli stessi cavalli, mancava lui e, insomma. Oggi mi è piaciuto, terreno suo, morbidone, perché la penultima che ha fatto a Roma sullo weather dice, mi ha detto Fiori che ho bagnato la pista e a duretta, invece oggi terreno su, dai, molto bene. Poi il cavallo in forma, il cavallo molto in forma. Ha preso una bella condizione già d'autunno. Senti, lui è fratello di Onnessa De Nurra, insomma una linea anche questa che ripaga i proprietari. Sì, vabbè, lui è il doppio di Onnessa, Onnessa è una cavallina anche svelta e lui nasce, vabbè, dalla stessa mamma, però babbo diverso. È un cavallone grande, però fa la velocità. Infatti, molto bene.
in base a ciò che futuro può avere? 1000, 1200, 1400 può allungare con il Secondo Sardegna? me fa anche 1600 perché poi lui ha vinto anche a 1600. a 1500 a Sassari la prima che ha vinto l'anno scorso, ma secondo me arriva anche a 1600, non c'è problema. Ok, complimenti, terza vittoria stagionale qua in Sardegna, quarta Grazie. con quella di Angel del Nur a Roma e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Shooting stars. I can really use a wish right now. Wish right now. Insastes Custo amores più forte de su tempus Progusti solo encanto en Maía Eso en tus ojos Samento e saída Solo que dura que poesia